Semicerchio, ma vedrete anche avanzare le coppie che articoleranno ovviamente delle esibizioni in proprio, mettendosi in un gioco di confronto con gli altri, perché la danza ha un po' questo stimolo che nasce anche da una sfida, da una sorta di competizione, da un mettersi in mostra, è quello proprio l'arbitrio di questo ballo del corteggiamento che adesso loro proporranno per noi. Sono tornati sul palco, facciamogli sentire che siamo contenti che siano ancora qui. Gli amici di Bottida, Andrea Muredda.
Molto apprezzata l'esibizione degli amici di Bottida e io vi devo chiedere una gentilezza, un piccolo fuori programma. Ognuno di voi ha 2 balli e rispetteremo il protocollo, però per abbandonare questo palcoscenico, per salutarci, se Andrea è così gentile mi fai un accenno di ballo currende e loro vorrei che uscissero con quest'altro ballo caratteristico della vostra regione d'appartenenza. Proviamo? Un applauso per Bottida, gruppo folk Gocille. Grazie per questo piccolo fuori programma. Io vi congedo e poi chiedo a una coppia fra poco di tornare insieme agli altri ospiti della Sardegna, perché anche per voi ci saranno ovviamente dei piccoli omaggi da portare a casa. Ancora un saluto al gruppo folk Gocille di Bottida e Andrea Mureda che li ha accompagnati. Sono pronti, li vedo lassù, hanno assistito a tutto quello che è accaduto su questo